Buongiorno Andrea, grazie mille per essere qui, per il tuo tempo. Io vorrei partire ovviamente dall'ultima notizia bellissima di una nomination in tasca per Tell It Like a Woman, il film a episodi appunto candidato agli Oscar come per la miglior canzone Applause di Diane Warren. Volevo sapere, visto che solitamente vediamo sempre le video reaction delle grandi star davanti allo schermo, abbiamo visto Jamie Lee Curtis che urlava per la sua nomination, dov'eri tu e come hai reagito quando hai saputo di questa nomination? Al- Allora, quando la nomination è stata fatta, erano mi sembra le 5 di mattina per me, e mi sono svegliato, no, con questa news, ero felicissimo, ma francamente per tutto l'impegno che ci abbiamo messo, perché abbiamo veramente lavorato duro per questa cosa, un po' me l'aspettavo. Sì, eh? perché, perché abbiamo lavorato veramente duro, e poi questo è un film che merita, cioè è uno di quei film che in sostanza cioè, parla di una tematica così importante, il film così come anche la canzone, che appunto è un inno alle donne ma è un inno alle donne estremamente positivo, perché sono storie di donne raccontate da donne per tutti, Mhm. e non danno un messaggio diciamo, perché un inno a una donna e l'essere una femminista a volte può anche suonare una cosa negativa, no? Mhm. Cosa che non è affatto, ma in alcuni casi alcune persone prendono questa cosa perché i messaggi non sono mandati bene, alcuni potrebbero interpretare questa cosa male, e questo è un dato di fatto, che piaccia o che non piace. Questo film tende appunto a unire le donne e gli uomini, e a far sì che il messaggio della donna, fatto dalla donna per tutti, sia un messaggio che possa, diciamo, raccogliere il consenso di tutti. Mhm. E, la, e, la, e, la, e io, sarà perché mia madre è una mia musa, sarà perché sono circondato dalla maggior parte delle persone di fiducia della mia azienda sono donne, quindi io naturalmente non ho mai visto la differenza fra un uomo e una donna, cioè, però ecco, mi rendo conto che nella società di oggi ancora no, questi film hanno bisogno di essere fatti, perché hanno bisogno di essere fatti? Perché noi veniamo da migliaia di anni di storia dove le pagine della storia sono state sempre dominate da uomini. Mhm. No? Tutti i più grandi cioè, esempi di storia che abbiamo, di conquiste, sono stati sempre uomini, o comunque la più grande percentuale sono stati Certo. sempre uomini. Quindi noi veniamo da un background culturale in cui diamo per scontato determinate cose, ma non è un background culturale degli ultimi 50 anni, è un background culturale degli ultimi 2000 anni. E quindi oggi, nonostante c'è tanto progresso, perché vediamo oggi abbiamo un primo ministro in Italia donna, che è Mhm. fantastico, no? Perché no? Comunque Certo. l'Italia no? È sicuramente un grande esempio per tutta l'Europa, ma questo non è niente, cioè è ancora poco, cioè, e c'è ancora una grande disparità fra l'uomo e la donna. E uno come me, che dava per scontato che non c'è differenza fra un uomo e una donna perché sono abituato, cioè personalmente mi sono reso conto che la grande disparità è data dal punto di vista. Cioè, Mhm. ed è dato proprio perché ci sono questi 2000 anni di storia sulle nostre spalle, dominati dall'uomo. La donna stessa oggi vede determinate cose nei confronti di una donna in un altro modo, non così come un uomo vede determinate cose dandole per scontato. E quindi questa è la grande disparità. E quindi film come Tell It Like a Woman cercano di essere un pezzetto in più nella cultura dell'umanità, per evitare che ci sia questa disparità culturale prima, di percezione, e poi ovviamente di conseguenza sociale, politica ed economica. E quindi ecco, sono felice perché questo film è un film che è composto da 7 segmenti, è fatto in 5 lingue diverse, e abbiamo alcune delle eccellenze femminili dell'entertainment al mondo. Esatto. E tra l'altro
Perdoni se ti disturbo, io ho avuto la Sì. fortuna di vederlo a Taormina, dove c'era anche Eva Longoria, in quella serata meravigliosa che è stata organizzata in riva al mare con lo schermo e il rumore del mare che arrivava. E appunto stavi dicendo c'è un cast gigantesco, da Eva Longoria a Cara Delevingne, da Margherita Bui a Jennifer Hudson. Allora volevo sapere come si fa a mettere insieme un cast del genere che appunto è multilingue, perché come dici tu, in realtà questi segmenti arrivano dall'Italia, dall'America, dall'Oriente. Come siete riusciti ad amalgamare tutte quante queste realtà? Cioè, l'obiettivo del film era raccontare storie, no, come dicevo prima, storie di donne, raccontate da donne per tutti, no? E quindi in realtà è stato complicatissimo perché immagini questo production schedule ha avuto riprese in Giappone, in Italia, in America, è veramente difficile, no? Poi con tutti i pezzi insieme che poi cambiano, cioè, perché già Certo. quando fai un film normale che si gira in un paese o in due, in una lingua, già questo diventa complicato, no? Mettere insieme tutti i pezzi. Questa è stata una produzione complicatissima e devo dire che però non è stato complicato attirare questi talenti perché questi talenti alla fine erano tutti accomunati dall'obiettivo, no, di mandare questo messaggio e, Mhm. la, e, la, cioè, oltre agli artisti che tu hai nominato, abbiamo anche la regista numero uno giapponese donna, l'attrice numero uno giapponese donna, la regista numero uno donna indiana, una delle più grandi star di Bollywood, Jacqueline Fernandez, indiana. Mhm. Cioè, abbiamo Catherine Hardwicke, che è stata Come l'unica no, regista certo. donna, penso, che ha fatto più di mezzo miliardo al box office, con un suo film che si chiama Twilight, è stata candidata agli Oscar per 13. Cioè, abbiamo veramente delle grandi eccellenze, no? Del film, ma questo è un film estremamente complicato, cioè questo è un film prodotto in modo indipendente, assolutamente indipendente, nessuno studio, piattaforma o TV network ci ha praticamente aiutato Mhm. e nessuno questo prodotto l'aveva anche in realtà capito, perché abbiamo provato a contattare varie piattaforme, varie cose per cercare di far entrare, diciamo, queste aziende con noi nel sacrificio produttivo di questo film, perché comunque è un sacrificio produttivo fare un film di questo tipo, nel senso che sacrificio, nel senso che è difficile, no? E quindi abbiamo avuto un grande impegno, no? Nel finanziare, nel poter produrre un'opera di questo tipo, perché appunto è un'opera non usuale. Cioè, in genere già le antologie sono dei prodotti cioè, diciamo, difficili. Questa era un'antologia non dove le storie sono connesse l'una all'altro, ma è solo la tematica che le connette, ma sono storie completamente diverse. Di nuovo, in 5 lingue è veramente un prodotto estremamente difficile. Cioè, perché è difficile? Perché non fa il fitting in nessuna box. Cioè, quando Mhm. tu sei una produzione e devi fare un prodotto, fai in modo tale che questo prodotto a livello professionale fa il fitting in una box, cioè deve essere un dramma, deve essere un comedy, deve essere un action, deve essere un drama comedy, deve essere no, e sulla base cioè, di queste box che tu fai il fitting, poi le piattaforme, le televisioni, eccetera, eccetera, possono comprarlo perché lo mettono in quella fascia o in quella sezione dedicata a chi cerca quel prodotto. Questo è un prodotto che non può far fitting in nessuna box perché non è un'antologia tradizionale, di nuovo, perché le storie non sono collegate l'una all'altro, non è un film unico, ma sono 7 film in uno e quindi era veramente difficile e quindi veramente questo è stato un grande sforzo, però a oggi ripagato. No? Assolutamente. E devo dire che noi italiani dobbiamo essere fieri di questa cosa perché questo film è un film di nazionalità italiana, prodotto da una società italiana in collaborazione con We Do It Together, che è una non-profit organization fondata da Chiara Tilesi, che quindi è l'esperta della tematica, no? che noi abbiamo affrontato. Però noi dobbiamo essere fieri perché questa opera così eccezionale è nata praticamente dall'Italia. E in Italia, come appunto detto, abbiamo Margherita Bui e Maria Sole
Tognazzi, che hanno fatto un lavoro eccezionale, È come vero, hai visto, no? è bellissimo, Il bellissimo loro quel corto. esattamente. E quindi in sintesi dobbiamo essere fieri perché comunque alla fine siamo riusciti ad avere una candidatura agli Oscar. Poi una candidatura non significa che probabilmente abbiamo vinto, però comunque è una È cosa già un traguardo bellissima importantissimo. che premia tutto lo sforzo e il sacrificio che tutti noi abbiamo fatto, non solo noi come produzione, ma anche tutte le registi e le attrici che hanno lavorato non diciamo, alle cifre alle quali questo tipo di artisti sono abituati. E E quindi tutti veramente hanno creduto in questa opera. Un'altra cosa, non so se lo sai, il film verrà presentato anche marzo 3 a United Nations nella sala dove in genere si fa l'assemblea generale delle United Nations. Quindi questa è un'altra cosa bellissima perché comunque è una cosa unica, cioè io almeno non ricordo un film presentato in quella sala, non so se tu ricordi se, neanche io se c'è ricordo, stato ma infatti altro, avevo letto di ma questa presentazione e appunto te lo volevo dire se mi confermavi la notizia, se era appunto assolutamente. vero. Quindi insomma il percorso di questo film sta facendo veramente un percorso meraviglioso e gli auguriamo che vada ancora più avanti. In parte tu mi hai già risposto, però volevo sapere se da produttore tu senti una responsabilità rispetto ai progetti che scegli di sostenere, non soltanto ovviamente questo film a episodi, ma in generale se hai dei paletti che ti prefissi perché vuoi che chi poi guarda quel prodotto abbia a che fare con qualcosa che sia sì di intrattenimento, ma che abbia un messaggio, che abbia una valenza autoriale. Se appunto da produttore hai dei paletti che non puoi non sostenere. Allora, la verità è questa, è che io, oltre ad essere un produttore, sono un amministratore delegato, un CEO di azienda Mhm. e ovviamente ho grandi responsabilità sulle mie spalle per il mio ruolo, perché non faccio solo il produttore, ma sono anche il capo di un'azienda quotata in borsa, eccetera, eccetera. E quindi noi dobbiamo produrre cose che praticamente fanno crescere anche l'azienda e quindi l'idea di fare solo prodotti di questo tipo è impossibile, cioè, perché un'azienda che ha bisogno di crescere ha bisogno di diversificare il prodotto e ha bisogno di fare cose diverse. Infatti noi adesso stiamo girando un film in Puglia che è un thriller action Mhm. con Harvey Keitel, Olga Corienta e un regista bravissimo che è un grande regista di videoclip. Questa è la sua opera prima come film e abbiamo fatto il film sulla vita di Ferruccio Lamborghini che Sta piaccia o non andando piaccia è stato un benissimo, sta grandissimo andando successo. benissimo, sì, 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 sì. è stato per 8 giorni di seguito il film più visto su Amazon al primo posto ed è stato ad oggi per 14 giorni nella top 3 su Amazon. È stato al secondo posto per 4 settimane in US in streaming. Cioè, quindi figa, stava avendo un grande successo. Abbiamo fatto il biopic abbiamo prodotto insieme a Michael Mann il biopic su la vita di Enzo Ferrari con Penelope Cruz, Adam Driver, che uscirà, spero, quest'anno nel 2023. E quindi, sintesi, noi siamo estremamente diversificati, no? In quello che facciamo. Facciamo anche un sacco di animazione. Abbiamo fatto i Puffing, hanno fatto un grande successo con Johnny Depp e quindi noi siamo estremamente diversificati, però se mi domandi, faresti un film che dà un messaggio estremamente negativo e diseducativo al mondo? Farei del tutto per non farlo. E fino ad oggi non credo di aver fatto un film diseducativo, cioè un film che dia un messaggio negativo e che incita l'umanità a fare delle cose brutte. No, cioè io non credo di averlo fatto. E quindi in sintesi, sì, quella è la mia volontà, no? Cioè è la mia volontà principale. Però, diciamo, opere come Telly Tlacquema sono delle opere veramente particolari. E, e, e,
E quindi, però, una cosa che per esempio a me piace tantissimo è fare le storie dei personaggi veri. Questa è una cosa che a me appassiona, cioè perché raccontare, cioè, innanzitutto la creatività ti dà possibilità di inventare infinite storie. Quindi, secondo me, non arriveremo mai nel cinema, nell'entertainment televisivo a non avere storie. Questo qui non è possibile perché c'è certamente una creatività, no, espansa e ampia che le storie saranno infinite, ma raccontare le storie di persone vere e quindi storie veramente vissute da qualcuno diventano una grande ispirazione perché tante persone oggi perché abbiamo tutto, cioè a differenza degli italiani nati nel dopoguerra italiano o in generale in altri paesi fortunati come l'Italia negli ultimi 20-30 anni, cioè noi viviamo un benessere che anche se non è perfetto, ma viviamo un benessere rispetto a quelli che hanno vissuto nello stesso posto, quindi nella stessa Italia, 100 anni fa. O negli anni 50 e 60. E quindi il tema qual è? Non abbiamo fame, non abbiamo fame, e oltre che non abbiamo fame, non crediamo di potercela fare. Cioè e quindi un po' perché alla fine riusciamo comunque a sopravvivere, e un po' perché diciamo, siamo delusi, fra virgolette, dal sistema, perché il sistema a volte ti delude, e non abbiamo la grinta di dire ce la posso fare un qualcosa di straordinario, e quindi stoppiamo i nostri sogni, no? E Mhm. la, e la, quindi avere la possibilità invece di guardare un film di un sognatore come Lamborghini, che questo qui c'era uno che era in guerra e ritorna e vuole fare trattori, dice farò un trattore fortissimo, economico, eccetera, eccetera, si fa prestare soldi dal papà e ce la fa e diventa uno ricco facendo trattori, e poi litiga con Ferrari, vuole fare la Lamborghini, no? E oggi sappiamo che cos'è la Lamborghini, no? Ha lasciato una legacy di incredibile. Quello era un sognatore che ce l'ha messa tutta, che ce l'ha fatta, no? E comunque, cioè, quindi in sostanza il tema qual è? Che avere la possibilità di raccontare queste storie e dall'altra parte di viverle, e quindi vedendo il film la vivi la storia, secondo me diventa un'ispirazione per noi per dire ok, se ce l'ha fatta lui ce la posso fare anche io. E quindi io adoro raccontare le storie vere, delle persone vere, perché diventa per tutti ok, se ce l'ha fatta lui ce la posso fare anch'io. Cioè, quindi la realizzazione di un sogno diventa una cosa più accessibile. Mhm. E poi alla fine ci devi solo credere, no? Cioè, se tu ci credi in una cosa e lavori duro e sei intelligente, alla fine hai più chance che ce la fai che non ce la fai. L'importante è che non dai il give up. E queste storie sono Mhm. una... Un altro esempio, feci come coproduttore un film sulla vita di Andrea Bocelli, anche quella è un'altra vita eccezionale. Cioè, praticamente Andrea, no, sappiamo, no, a causa della cecità ha avuto una marea di limiti, ma lui era uno che non ha visto mai quello come un limite e ha inseguito il suo sogno e ce l'ha fatta. Cioè lui oggi Vero? è uno dei cantanti più famosi al mondo, conosciuto in tutto il globo. Quando abbiamo distribuito il suo film in tutto il mondo, non c'era un paese dove siamo andati. Il film è uscito in oltre 150 paesi dove non lo conoscevano e dove dicono wow, Andrea Bocelli. Cioè, ed è uno che, se vedi la sua storia, è incredibile. Cioè, e quindi io vedo, questi sono esempi fantastici, no? Sono esempi veramente belli. Parlando di sognatori, mi è venuto in mente che c'è un regista che in questi anni ci ha raccontato storie di sognatori, e parlo di Damien Chazelle. Ho avuto modo di incontrarlo recentemente quando ha portato Babylon a Roma, ha presentato il film qui a Roma, e ha detto una cosa molto interessante. Noi tendiamo a pensare che il cinema sia qualcosa di vecchio, in realtà è giovanissimo se pensiamo a quando è stato inventato, e che abbiamo ancora molto da esplorare e non sappiamo tutto quanto quello che ci può dare. Sei d'accordo con questa sua visione? Sono assolutamente d'accordo e oltre che sono d'accordo, secondo me uno dice il cinema, cioè diciamo, cioè, in modo tradizionale uno intende il cinema come un'esperienza in sala, no? Cioè perché il cinema è un cinema.
ma oggi, grazie alla tecnologia, l'estensione del cinema, che per me è praticamente è un'opera, no, che praticamente ha audio e video, Mhm. no, cioè, l'estensione tecnologica che noi oggi abbiamo ci permette di vivere esperienze sempre più immersive, sempre più piacevoli, grazie a un'opera che è composta da praticamente audio e video. E, la, e, la, e la- e quindi cioè, sono assolutamente d'accordo con questo, però io non sono uno che si limita al romanticismo di qualcosa che praticamente poteva funzionare più 10 anni fa rispetto ad oggi. Cioè, io sono una persona romantica, mi piace, diciamo, le cose, ma sono una persona estremamente moderna, cioè accetto l'evoluzione della popolazione e dell'umanità Mhm. e ne colgo le cose positive, no? Quindi, come ho detto anche prima, le storie sono infinite e le cose che possiamo esplorare grazie al nostro lavoro sono infinite e abbiamo fatto veramente poco. Però io credo in esperienze che vengono, cioè che dobbiamo fare un update delle nostre esperienze sulla base cioè, di quello che la maggior parte delle persone piace. E oggi alla maggior parte, cioè io per esempio credo tantissimo che l'esperienza VR immersiva, Mhm. se prodotta in un modo eccellente dal punto di vista qualitativo, può diventare un'esperienza così forte, emozionale, immersiva, cosa che non abbiamo mai vissuto prima. Cioè, Mm. e quindi diciamo che io per la parola cinema non intendo solo l'esperienza in sala, che è una cosa che rispetto tanto e che piace, perché poi io sono, cioè no, appunto quello che è una cosa alle quali noi tutti siamo stati abituati, siamo cresciuti così, ma sono una persona che oltre che mi piace quello, mi piace appunto potenziare l'esperienza sulla base di quello che credo che possa funzionare di più. E io credo che l'immersione nel VR, i film VR, saranno una delle esperienze emozionali migliori che noi vivremo. Se la tecnologia, come si sta manifestando, diventerà sempre migliore, se i creatori saranno in grado di sfruttare quella tecnologia per raccontare delle storie fantastiche. E invece se parliamo dell'Andrea Iervolino spettatore, se chiudi gli occhi e pensi al tuo primo ricordo cinematografico di quando eri bambino, ragazzo, che ti viene in mente? Cioè, allora io, cioè, diciamo, il mio primo ricordo cinematografico, io me lo ricordo più come, cioè, come ho vissuto io il mio primo film, che è Ok. quello che praticamente ho visto. Che io il mio primo film l'ho vissuto sognando di fare questo primo film, andando a porta nella mia città a raccogliere soldi dal gelataio, dalla pizzeria, no, Sì, il dalla. crowdfunding quando ancora non era nato, fondamentalmente. Esattamente, cioè tu devi pensare che quando io ritorno a Cassino e vado nella pasticceria X mi dice io ti ho finanziato il primo film perché mi diede 50 euro, poi esco fuori, vado alla pizzeria a prendere la pizza, io sono il finanziato da me, cioè tutti mi hanno aiutato lì a fare il mio primo film, io quindi me lo ricordo così e me lo ricordo anche che non avevo abbastanza soldi per comprare la pellicola, quindi io girai il mio primo film in digitale Mhm. e ricordo che andai da questo signore che faceva i video con le telecamere per i matrimoni, che all'epoca il digitale non si utilizzava È per vero? i film. E quindi mi ricordo me a provare questa telecamera che era utilizzata solo per fare matrimoni, cercando di metterci filtri e le cose per cercare di alzare la qualità dell'immagine che praticamente usciva e poi studiarmi come riversarlo in pellicola per la distribuzione. Cioè, per me quella è il ricordo che praticamente io ho, cioè i primi ricordi, cioè, che era la mia stessa appunto esperienza. E devi pensare che all'epoca, quando io capii che il digitale poteva essere un modo per girare un film e che poteva sostituire la possibilità di girare un film in pellicola, quando io avevo 16-17 anni, andavo a approcciare no, dei registi che avevano fatto film importanti, questi signori mi cacciavano fuori dai loro uffici dicendo come ti permetti a propormi una cosa di questo tipo. Questa è una schifezza, cioè girare un film in digitale, no? Poi il E mondo la, è e la, e cambiato. la, oggi è la normalità, cioè Certo. oggi quando vuoi girare un film in pellicola
ti regalano la pellicola per fartela utilizzare, te la letteralmente regalano, di fartela praticamente utilizzare. Quindi, e pensa un po', io oggi ho 35 anni, stiamo parlando di 20 anni fa, 19 anni fa, pensa un po' il mondo come è cambiato, no? I film si distribuivano in sala ancora in pellicola, poi abbiamo iniziato la digitalizzazione con gli hard disk, che sembrava già una cosa fantastica, adesso con un click Mhm. mandi il film in sala, no? Cioè, e con questo voglio dire, io ho vissuto una resistenza, no? Cioè io quando facevo i film in digitale, perché li ho fatti perché non avevo altra scelta, e ho capito che invece poi il digitale, modificando la camera così in modo un po' artigianale, poteva diventare invece un modo qualitativo per fare film. L'andavo a proporre ai grandi, erano arrabbiatissimi. Oggi quei grandi fanno tutti i film in digitale. E oggi ci rendiamo conto che in realtà il digitale ci dà molta più possibilità rispetto alla pellicola, perché c'è la possibilità di lavorare l'immagine in un modo molto più approfondito rispetto alla pellicola. Tra E quindi, l'altro, perdonami, è stato proprio Michael Mann che hai citato prima, forse, a sdoganare tra i grandissimi e il digitale con Nemico Pubblico, con Johnny Depp qualche anno fa, fu veramente un caso. Lui fece questo film, tra l'altro bellissimo e non abbastanza citato, dove girò tutto il film in digitale e fu una rivoluzione per l'epoca. E- allora, questo è un esempio che io utilizzo al contrario, no? E dico, quando avevo 15 anni dovevo fare il mio primo film totale con una cifra intorno ai 100.000 euro, no? E ho dovuto girare in digitale perché non avevo altra via di scampo, scoprendo che poi il digitale invece era il modo per fare film. Oggi il film Ferrari, che è un film che non costa 100 milioni di dollari, ma quasi, cioè, comunque si gira in digitale. E quindi 20 anni dopo, da 100.000 a 100 milioni, cioè quindi mi sono ritrovato a fare un film a 100.000, adesso a 100 milioni e si gira in digitale. Ma in quell'arco dei 12 mesi dopo che ho fatto il mio primo film in digitale, venivo letteralmente buttato fuori dagli uffici. Quindi, in sostanza, il tema è non bisogna mai essere chiusi all'evoluzione. Cioè, c'è una cosa che noi non possiamo fare, non possiamo non abbracciare l'evoluzione e tirarne fuori il meglio, perché se noi cerchiamo di contrastare l'evoluzione naturale della tecnologia, dell'umanità, delle abitudini, eccetera, eccetera, siamo dei perdenti. Ma bisogna cercare di prendere il meglio, perché tutte le evoluzioni ti portano delle cose negative e positive, ma noi dobbiamo essere in grado di eliminare quelle negative e vivere le positive. I social media, che sono stati ancora oggi, ma sono stati di un dibattito incredibile, no? Quanta negatività hanno fatto l'umanità, cioè, in realtà hanno portato una estrema positività. Immagini quanto siamo oggi connessi, quanto accesso a informazioni abbiamo, quanto abbiamo, cioè, grazie ai social media abbiamo la possibilità di esprimerci, perché oggi uno si lamenta della censura, ma noi 20 anni fa non esistevamo, volevi Mhm. dire qualcosa, ma come facevi? Cioè, dovevi andare da un giornalista e ma questo era l'unico modo, dovevi andare in TV. Oggi o hai un audience o non ce l'hai, puoi scrivere praticamente la tua opinione, al di là dei dibattiti sulla censura e il free speech. Ma oggi siamo estremamente più liberi rispetto a 20 anni fa di esprimerci. Non è ancora abbastanza? Deve essere di più, ma siamo di più. Cioè, e quindi questo è un esempio che non c'entra niente, quanto invece no, è un'evoluzione positiva. L'artificial intelligence è una cosa pericolosissima, no? Perché se non gestita è una cosa pericolosissima, perché il codice di artificial intelligence che si autoalimenta può creare dei veri e propri mostri eventualmente, e quindi va gestita, cioè, diciamo, chi sviluppa questi codici e come vengono implementati nella società. Ma l'artificial intelligence ti dà delle possibilità enormi se sfruttata bene, perché cioè, a tanti lavori che oggi si fanno non piacciono neanche a chi li fa. Ci sono persone Certo. costrette a farli che non va bene. Cioè, l'artificial intelligence può sostituire tanta di quella roba lì. Quindi il tema è qualsiasi evoluzione, quindi ritornando al cinema, qualsiasi evoluzione secondo me va abbracciata, e da creatori noi dobbiamo abbracciare queste evoluzioni e creare le migliori storie per offrire la migliore esperienza. Questo è. Mm.
Io ti ringrazio tantissimo per il tempo che A mi hai te. dedicato. Teniamo le dita incrociate per la notte degli Oscar. Sarai presente sul red carpet? Eh, credo di sì. Quindi noi ti Credo di sì. vedremo da casa e facciamo il tifo ovviamente per il film e per te. Davvero grazie mille per il tuo tempo, è stato un piacere. Grazie. A Grazie te, grazie. infinite. Buona Grazie. giornata. Ciao.